Eccoci con due ex del Portogruaro. Oggi avete fatto una grande partita, grande risultato. Cosa volete dire? Soprattutto Luca Esposito e Nicolò. È stata una partita combattuta, siamo riusciti a portarla a casa secondo me meritando e niente, speriamo adesso di fare più punti possibile per raggiungere la salvezza. sì, avevamo bisogno di punti e siamo riusciti a farli. Loro non li ho visti brillanti come al solito, un po' in difficoltà anche fisicamente, e abbiamo sfruttato le nostre capacità e avevamo più bisogno di punti di loro, quindi Avevate più bene, fame, sì. perché voi qualche avvisaglia che volevate far punti l'avete già data domenica scorsa contro il Real Martelago. E voi comunque così, come lo vedete, la sentite poi il proseguo per il campionato? La salvezza cominciate a vederla e a intravederla possibile? Sì, noi ci crediamo, lotteremo fino alla fine, sappiamo che ogni partita è difficile, gli altri sono più avanti di noi in classifica, quindi sono più forti, quindi dobbiamo dare il massimo in tutte le partite. Allora voi siete gli ex, un derby si dice che è sempre una partita a sé, e poi giocare dall'altra parte vi ha fatto qualche effetto? Siete entrati in campo con un po' di tensione, emozionati, o avete dato tutto come una partita normale? Abbiamo dato tutto come una partita normale, ovvio il derby ha quel pizzico di sapore in più, ma noi ci siamo impegnati come al solito e abbiamo portato a casa il risultato. Allora, stasera festeggiate? Sì, dobbiamo festeggiare, anche se a me mi dispiace un po' perché abbiamo vinto. Beh, ti dirò, personalmente, visto che si doveva perdere, a me piace aver perso con il Concordia, perché insomma dar 3 punti a dei cugini è meglio che non darli a degli altri. Più bisogno, sì. Grazie. Grazie.